Però dai, riprova allora. Effettua un doppio trapiante di rene. No, guarda. Allora, adesso non mi dimentico più. Cos'è sta roba? Ma cos'è sta? No, questa. Lo spostiamo. Oh, con un colpo. Ops. Ma che minchia è? Oi 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 oi. Troppo alto, troppo alto. Allora, no. Ma dai, funzionate! Ma perché non funzionano ste merde? Che noia. Che noia morta. Allora, torniamo al menu. Voglio farvi vedere una cosa per chi non ha chi ha scaricato da poco Surgeon Simulator ovviamente per telefono. C'è la cassetta con su scritto dei numeri. Da me c'è scritto 7261. Non so se è uguale da tutti. Allora, mettiamo sta cassetta della 7261 e adesso clicchiamo play. 7, 2, 6, 1. Eccolo, appena detti i numeri. Scusate se c'è un po' di casino. Vi dovete ricordare questi 4 numeri perché dovete, basta. 7, 2, 6, 1. E come penso che già sapete è l'operazione con l'alieno. E non ho capito ancora perché c'è sta mano. Una mano con 3 dita. Sembra un pene. Beh. Comunque ci sono anche altri nuovi attrezzi. Tipo sta merda. Non so. Minchia, che c'è? Pam! Oh oh. Io penso che si sia rotto. Ma togliamo sta mano di... Boh, comunque questi non è che servono a tanto. Cioè, sono più utili attrezzi pratici. Boh, io vi consiglio di più. Questo è... cioè rompe le ossa, bene.
basta che fate un po' così, però si incastra anche un po' stretto. Comunque avete visto che anche questo è fatto di ossa. Dovrete fare l'operazione del barattolo di cui viene detto, tipo tagliarlo quadrato, lo dovete mettere qui. Un po' da 6 anni, cioè lo farò nel prossimo episodio. Allora, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e commentate se volete qualcosa di più bello. Oddio, forse riesco a farci.